Il Veneto corre, il titolone del Gazzettino è vaccini, tocca ai quarantenni. Veneto e Friuli seguono l'indicazione di Figliuolo e da lunedì le prenotazioni. Il turismo è in attesa, vi leggo il lancio in prima pagina, facoltà di avviare a partire dal prossimo 17 maggio le prenotazioni anche per i cittadini over 40, quelli tra i 40 e i 49. Ha scritto in una circolare alle regioni il commissario Paolo Francesco Figliuolo e il Veneto e il Friuli hanno rilanciato il governatore Luca Zaia, virgolette, per la fascia d'età 50-59 anni ci sono ancora slot liberi. Faccio però presente che non stiamo ad aspettare chi non arriva. Da lunedì apriamo alla fascia di età 40-49 anni e gli altri si mettono in coda. Dopodiché, anziché procedere con i trentenni, si andrà avanti per categorie, gli insegnanti, le forze dell'ordine. E il comparto del turismo solo se arriveranno sufficienti sieri. La stessa cosa anche in Friuli Venezia Giulia, vaccinazioni per gli over 40 da lunedì prossimo, come da indicazioni del commissario Figliuolo, ha puntualizzato Massimiliano Fedriga, che è il presidente della regione del Friuli Venezia Giulia. Allora abbiamo cominciato così con questa buona notizia, la rassegna stampa di oggi, giovedì 13 maggio, rassegna stampa di Radio Piave in blu, condotta come sempre da noi giornalisti dell'Amico del Popolo, e oggi sono io, Luigi Guglielmi, qui con voi. Allora, la notizia appunto è buona perché sappiamo che più estendiamo la platea dei vaccinati, più teniamo fermo il virus e il Veneto e il Friuli, il Veneto soprattutto, ancora una volta si dimostrano capaci a livello nazionale di bruciare le tappe, insomma di essere molto veloci, e Zaia, come avete capito, non ci gira tanto intorno, cioè se i 50-59 anni lasciano spazi liberi non si può aspettare, faranno dopo, gli spazi liberi adesso vengono assegnati ai 40-49 anni, quindi insomma affrettarsi 50-59 anni a prenotare e pronti i 40-49 perché da lunedì si comincia anche con loro. La notizia è di tutto rilievo, come ben capiamo, perché significa veramente contribuire alla svolta sull'evoluzione dell'epidemia, contribuire a fermarla. La notizia è anche la notizia di apertura sul Corriere delle Alpi, come vi sto mostrando adesso, perché il titolone è sotto con i quarantenni, prenotazioni da lunedì, il Veneto accoglie le indicazioni di Figliuolo e allarga la platea delle persone chiamate a vaccinarsi. Sieri esauriti sulla carta, Zaia, ne abbiamo per la capacità di estrarre una dose in più in ogni flacone. Leggiamo questo lancio, poi andiamo avanti, torniamo alla lettura, allo sfoglio delle pagine. La campagna vaccinale procede a passo svelto, dice il Corriere delle Alpi in prima. Lunedì, con largo anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale, le ULS del Veneto apriranno le agende ai 742.000 quarantenni del Veneto. Ultima chiamata per popolazione da 50-59 anni. Affrettatevi a prenotare o finirete in coda. Complessivamente abbiamo 200.000 posti liberi, di certo non aspetteremo chi non arriva, ammonisce Luca Zaia. Il vaccino va fatto, è l'unica sicurezza che abbiamo, anche per mettere a riparo l'economia, quindi mi auguro che anche il nostro appello, che rinnoviamo da qui per l'ennesima volta, serva a far sì che chi può vaccinarsi, adesso appunto tutti sopra i cinquantenni, da lunedì anche i quarantenni, lo facciano, perché il vaccino non è pericoloso e il vaccino è l'unica sicurezza che abbiamo, anche per i certificati vaccinali, che ci darà modo di riaprire, ricominciare veramente una vita simile a quella di prima. L'ULS 1, titolone, supera le 100.000 dosi, ciclo completato per 30.000. Questa notizia l'avete vista anche ieri, l'abbiamo data su www.amicodelpopolo.it, il nostro sito internet che vi invito a tenere sempre sott'occhio, perché cerchiamo durante tutto il giorno di fornirvi notizie fresche e aggiornate. La fotografia di prima pagina ha molto rosso, è una foto che ritrae la protesta di ieri a Venezia, ma più che altro il dialogo che c'è stato sulla CC a Venezia con Zaia, e il titolo è questo, è importante: banche e clienti per salvare ACC, dalla regione parole di speranza. Leggiamo il lancio che è breve: pacifico assalto
di un centinaio di tute blu di ACC a Palazzo Ferrofini, la sede del Consiglio regionale, con tanto di bandiere, striscioni, cartelli e slogan. Infatti lo striscione che vedete raccoglie le tre sigle CGIL, CISL e UIL. Poi a mezzogiorno il blitz alla protezione civile di Marghera, peraltro concordato col governatore Luca Zaia, che ha incontrato una delegazione e ha rassicurato FIOM, FIM, WILM e RSU, la rappresentanza sindacale unitaria dell'azienda. A breve si svolgerà il tavolo per affrontare la questione più urgente, i soldi per salvare l'azienda, ovvero il prestito ponte. L'articolo poi a firma di Francesco Dalmas, lo incontriamo dopo, non so se avremo il tempo di leggere, ma insomma c'è l'approfondimento, se siete interessati trovate. Dunque, altri titoli da questa prima del Corriere: al pago, condannato a 4 anni per il crack Alles, assolti in 3. Bisogna, lo ribadiamo sempre, quando si avviano dei processi, dei procedimenti giudiziari, spesso i giornali ne danno notizia, a volte non si dà con altrettanto rilievo la notizia dell'assoluzione delle persone coinvolte, no? Per cui resta addosso questo marchio, no, di colpevolezza, quando colpevolezza non è. Quindi è giusto, è doveroso dare spazio e rilievo all'esito dei processi. In questo caso parliamo di Alessio Stefani, che è stato amministratore tra il 2013 e il 2016, è stato ritenuto l'unico responsabile del fallimento, gli altri sono stati assolti. Questo è l'esito processuale di questa vicenda. Di qualche anno fa. Castion, navetta gratis per la scuola in trasferta a Borgo Pra, le elementari Valeriano chiudono per lavori, confronto sull'organizzazione tra genitori e comuni, e poi si salta da Belluno ad Arsier, ciac, si gira, inseguimenti e sparatorie attorno al lago. Le riprese della fiction tedesca ieri sono saltate per il maltempo, la giornata verrà recuperata il 26. Ecco, stiamo parlando spesso, vedremo anche più tardi, andando avanti con questa rassegna, spesso ci troviamo a parlare delle fiction che riguardano la provincia di Belluno, soprattutto Un passo dal cielo ovviamente, che sta muovendo molto interesse da parte dei turisti nella nostra provincia di Belluno. In Cadore, a San Vito di Cadore soprattutto, sono turisti che vengono a vedere i luoghi della serie TV, che tra l'altro oggi è giovedì, va in onda questa sera, penso sia la penultima puntata, e ancora ci mostrerà località del bellunese, non solo San Vito di Cadore, perché abbiamo visto molto altro, anche Belluno, anche Villa Miari di Modolo, la bellissima Villa Miari di Modolo, che recita il ruolo del castello addirittura. Volley Belluno, super doppio successo al debutto playoff, serata da incorniciare per la pallavolo Belluno, che vince le prime 2 sfide di playoff. I ragazzi del Darol Belluno hanno violato il parquet del Valsugana Padova, mentre le ragazze del Cortina Express sono passate senza nessun problema sul campo della Virtus Trieste. Pallavolo è uno sport bellissimo, siamo contenti di poter dare questa notizia dei successi bellunesi. Allora, abbiamo visto tutta questa prima pagina del Corriere delle Alpi, torniamo a fare un salto sulla prima del Gazzettino, che abbiamo poi lasciato lì prima, per vedere un po' cosa c'è sulla prima pagina del Nazionale. Vedrete che c'è molto spazio su tutti i giornali su queste manovre di Brugnaro e Toti, appartenenza a Forza Italia, che stanno lavorando alla nascita di un nuovo partito nazionale. Il sindaco di Venezia pronto al lancio di quello che si chiamerebbe Coraggio Italia. Su questo lasciamo stare, è logico che stiamo parlando di un'area liberale di centrodestra, che si sente un po' orfana visto i risultati abbastanza pessimi di Forza Italia in tutte le tornate elettorali recenti. Noi andiamo avanti con questo questo ve la leggo perché non riguarda strettamente Belluno, però questo fatto, perché la cronaca oggi ci porta a Padova, ma il fatto riguarda spessissimo anche i ragazzi bellunesi. Paura per una ragazzina
denunciati i baristi cinesi, 10 bicchieri di vodka, quindicenne in coma, una quindicenne finita in coma per aver bevuto 10 bicchieri di vodka, è accaduto a Padova. Sappiamo purtroppo che l'abuso di alcolici porta al coma etilico anche numerosi giovani ogni anno in provincia di Belluno. Questo di solito avveniva con le feste di fine anno scolastico. Speriamo che quest'anno un po' di raziocinio in più, insomma, porti a evitare queste situazioni estremamente pericolose, drammatiche e molto tristi. Pagina 2, vaccini, lunedì quarantenne, il turismo ancora in attesa come dicevamo, poi tocca scuola e polizia, dice Zaia, le categorie impensabile con le forniture disponibili oggi, l'ordine del commissario Figliuolo per accelerare il governatore Federica Friuli, lo farò immediatamente. Se siete curiosi, lo dico a voi amici della radio, poi andate sui nostri social dove trovate la versione video di questa rassegna e ci trovate anche la foto di Luca Zaia che si è fatto vaccinare. Non può mancare la fotografia del politico col braccio scoperto, ormai li abbiamo visti tutti. Prima dose anche per il presidente, è andata benissimo, vaccinato anche Luca Zaia, dice l'articolo. A Godega di Sant'Urbano, abita a 2 passi da noi Zaia. Al governatore, che ha 53 anni, è stata somministrata una dose di Pfizer, è andata benissimo, le 2 alternative per la mia classe d'età erano Pfizer o Moderna, mi hanno dato il primo, devo complimentarmi con gli operatori per la velocità. Andiamo avanti, commissione d'inchiesta, i 4 fronti di scontro, parliamo del Consiglio regionale, la commissione della commissione d'inchiesta di cui si parla da qualche settimana, dopo praticamente la puntata di Report, e poi altri temi nazionali, insomma, di interesse comune, ma noi scivoliamo via perché cerchiamo le notizie soprattutto bellunesi. Vi segnalo pagina 5, però la pandemia era evitabile, il dossier che accusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In pratica vi riassumo, c'è un team di esperti indipendenti che ha analizzato le prime mosse che sono state compiute dopo i casi segnalati a fine 2019 in Cina. C'è stata un'inerzia totale degli stati, ma anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in gennaio e soprattutto in febbraio, la comparsa in Occidente dei primi casi certi, con indecisioni, imprecisioni, e tutto questo ha dato benzina al fuoco dell'epidemia, che magari sarebbe andata avanti lo stesso, però insomma ci sono state delle responsabilità di troppo scarsa valutazione. D'altra parte, diciamocelo chiaramente, quando in ottobre scorso, prima della seconda ondata, molti esperti, anche espertucoli, anche nostri locali, hanno sostenuto a spada tratta, per ragioni di socialità, il ritorno a scuola, per esempio, dei ragazzi senza mascherine. Vi ricordate, in classe si poteva stare senza mascherina? Cioè, non lo so, è logico che se riguardiamo indietro possiamo trovare una fila di scelte che sono state compiute che di sicuro non sono state prudenti, quando sapevamo benissimo qual era il nemico da affrontare, insomma. Quindi purtroppo, insomma, credo che tanti potranno anche riguardare indietro e dire: ma forse quella volta, se stavamo più prudenti, non avremmo evitato i morti, non avremmo evitato il danno economico enorme che questa epidemia ci ha gettato addosso. La faccenda della ragazzina di Padova, pagina 9, se volete andare a vedere, i 10 bicchieri di vodka, quindicenne in coma. Dunque, andando avanti, vabbè, sarebbe da leggere, anche se internazionale, pagina 11, la vicenda degli scontri che riguardano Israele e la Palestina, blitz israeliano nella striscia, decapitati i vertici jihadisti, continua il lancio di missili, si esamina l'opzione di un intervento via terra su Gaza, sono stati uccisi 6 capi militari di Hamas e altri 10 membri del gruppo islamista, lì non se ne esce, insomma. Allora, l'articolo che mi interessa segnalarvi della parte nazionale è questo, è a pagina 13, dove trovate il resoconto dell'incontro di ieri su ACC e SICIT, dice l'articolo. Il presidente del Veneto: bene lo stop all'offerta cinese, preoccupati se le imprese finiscono sotto il controllo estero. Presto un tavolo di confronto sulla crisi dell'azienda bellunese, continui i contatti con il ministro Giorgetti. Questo ha detto, questo dice il virgolettato.
dato che riassume le parole e l'atteggiamento di ieri di Luca Zaia nei confronti delle rappresentanze sindacali dell'azienda di Borgo Valbelluna. Noi arriviamo alla prima pagina di Belluno. Eccoci qui, dove il titolone riguarda ancora i vaccini, ve lo dicevo prima, ed è questo: dateci l'AstraZeneca rifiutato. Ci sono regioni che hanno in magazzino migliaia di dosi del vaccino, potrebbero essere redistribuite anche in Veneto. Cinquetti, il nostro capo provinciale della prevenzione dell'ULSS, dice: a noi andrebbero bene per fare molti richiami. Fra le categorie da completare ci sono gli insegnanti e le forze dell'ordine, che hanno ricevuto il vaccino mesi fa, il primo, e adesso hanno bisogno della seconda dose di AstraZeneca. Dosi di AstraZeneca inutilizzate? Datele a noi. La proposta del Dipartimento di Prevenzione suona più o meno in questo modo: il Veneto valuta di dare la propria disponibilità ad assorbire, diciamo così, le dosi di AstraZeneca lasciate libere dalle altre regioni. Una possibilità che la provincia di Belluno non intende tralasciare. A noi andrebbero bene, spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti, perché abbiamo moltissime seconde dosi da fare, la maggior parte delle quali riguarda gli insegnanti e le forze dell'ordine. Per quanto riguarda i numeri del contagio, firma di Davide Piola, anche qui scesi i positivi, tornati a livello di inizio ottobre, dicevamo prima, no? Quando abbiamo combinato la frittata. Insomma, adesso le condizioni generali sono totalmente diverse, perché abbiamo la popolazione anziana in larghissima parte vaccinata, quella di media età sta andando avanti la vaccinazione, in più quindi abbiamo tantissima popolazione resa immune di fronte al vaccino, in più andiamo verso la stagione buona, in cui si tiene l'aria, le stanze sono più arieggiate, l'aria circola meglio, c'è meno rischio di respirare per aerosol il virus, quindi insomma abbiamo molti motivi adesso per andare avanti con speranza, ma sempre con cautela. Ecco, quindi bene, siamo tornati ai livelli di inizio ottobre, ma non succederà quello che è successo a ottobre, dobbiamo stare attenti, ma sicuramente ci sono le condizioni per un miglioramento netto nelle prossime settimane. Primi giorni del mese di ottobre 2020, dice l'articolo, è in quel momento di transizione tra la prima e la seconda ondata che il totale degli attualmente positivi cominciava a salire, ma è anche il periodo a cui bisogna tornare per trovare dati simili a quelli di oggi. Il titolone sull'ACC, importante: Zaia, troveremo le giuste risorse per salvare l'ACC. Queste dovrebbero essere promesse, speriamo che la politica faccia tutto quello che deve, perché queste parole non possono essere parole buttate là. Il presidente della regione incontra una delegazione dei sindacati di MEL, questo ve lo leggo: il mio interesse è quello di salvare la CC, aprirò un tavolo per trovare le risorse che servono per dare prospettiva alla produzione. Sono parole di rassicurazione quelle che sono arrivate ieri dal presidente della regione del Veneto Luca Zaia, che ieri ha incontrato nella sede della Protezione Civile di Marghera una delegazione di sindacati e lavoratori. È stato un incontro al termine di una mattinata di proteste e presidi sotto la sede della regione da parte degli operai arrivati da MEL. Firma Scartona, pagina 11, l'articolo. Pieve di Cadore, altro titolo in prima pagina del Gazzettino, fascicolo di Belluno: spacciava droga ai minorenni, condannato un 21enne. Spacciava droga ai minorenni di Cadore e Comelico. Un 21enne cadorino è stato condannato ieri a 1 anno e 10 mesi di reclusione con sospensione della pena. Le pene in questo caso sono molto dure, è molto grave anche quello che questa persona faceva, no? Allora, le fotografie della prima pagina del Gazzettino di Belluno ve le mostro e le raccontiamo a chi ci segue in radio. C'è una composizione fotografica, nella parte alta c'è una cartina della provincia di Belluno su cui sono posate delle fotografie con i luoghi di Un passo dal cielo, appunto la fiction, la serie TV che va in onda stasera. Non per caso il Gazzettino pubblica oggi questo approfondimento. C'è una mappa con i luoghi dove è stato girato il film, non tutti, parliamo di quelli della parte
della parte alta, e allora c'è Monte Piana, Cinque Torri, Cason de Rozes, Pocol, Passo Giao, Serdes, Lago di Mosigo, Lago di Sorappis, Monte Faloria, Calalzo, Lago di Lago, Le Pieve di Cadore, Cibiana, Comelico Superiore, Padola, nel dettaglio, no? Ecco, questi sono i luoghi dove è stata girata la fiction. Ogni sera, ogni volta che c'è, si vedono gli scritti nomi, c'è la fotografia del protagonista a cavallo che passa sotto l'arco di Cibiana, sotto il volto di Cibiana, che è bellissimo, con l'affresco tra l'altro sopra, no? Un passo dal cielo rilancia il Cadore, è il titolo. Effetto fiction, il tour sulle location della fiction Un passo dal cielo 6, Guardiani è ormai un must per gli appassionati della serie, e il turismo vola in Cadore. Il comune di San Vito mette a pagamento i parcheggi sul lago di Mosigo. Pensate un po' cosa può portare la presenza della TV, insomma, a evidenziare la bellezza dei luoghi, no? Su questo c'è un approfondimento, poi vediamo, di Giuditta Bolsonello, pagina 5, vedremo che è molto vasto, insomma, per chi ha la passione per questa cosa che la TV ci sta mostrando. Insomma, qui sul Gazzettino di oggi c'è molto. Il caso, i medici di base polemici trattati come tappabuchi. I problemi sono rimasti, non è cambiato nulla. Noi non siamo mai stati coinvolti. Veniamo chiamati solo all'ultimo momento, quindi siamo trattati come dei tappabuchi. A parlare è il sindacalista dei medici di base Roberto Sernaglia, un contributo fondamentale quello arrivato dai medici di famiglia. Sulle 100.000 dosi somministrate in provincia, 12.000 portano la loro firma, eppure, come avete capito, c'è grande malumore. Firma Giovanni Santina, pagina 3. Feltre, azienda, conti in rosso, l'opposizione va all'attacco, il debito è stato appianato ma la minoranza scende all'attacco. È necessario capire di chi sono le responsabilità e soprattutto rivedere l'assetto giuridico dell'azienda feltrina. Il Consiglio Comunale di Feltre ha approvato ieri il bilancio consuntivo della consortile, che ha registrato una grossa perdita rispetto alla previsione. A livello di numeri parliamo di 344.000 euro erotti. Ancora titoli da questa prima pagina: treno delle Dolomiti conteso tra Cadore e Agordino. Abbiamo visto che c'è questo tra virgolette problema. Il vero problema è che non dobbiamo perdere tempo, questo è il discorso. Prima ancora che il progetto del collegamento ferroviario tra Belluno e Cortina abbia trovato riscontro effettivo nei piani programmatici di governo e regione, il dibattito sul possibile tracciato si infiamma. Da una parte i sostenitori della linea che da Calalzo passa per la Valle d'Ansiei e poi per sbucare in Val Boite dopo un tunnel. Su questo si deve lavorare, precisa la magnifica comunità del Cadore. Beh, insomma, da una parte io non metterei questo, io direi che l'ipotesi numero 1 è passare in Val Boite, non in Val d'Ansiei, perché è la più naturale, era quella del vecchio trainino, insomma, non metterei questo da una parte. Dall'altra l'ipotesi agordina, con un tunnel tra Capirrile e Agordina. Entusiasti i sindacati di Luxottica, dice che ora tirano per la giacca il vertice aziendale perché sponsorizzi questa alternativa. E poi c'è questo tema che già avete visto ieri sull'Amico del Popolo, la proposta ai 2 esperti, un nuovo marchio per rilanciare il territorio bellunese. Noi andiamo velocemente a sfogliare queste pagine del Gazzettino. AstraZeneca rifiutato, serve a noi, e abbiamo già detto le 12.000 dosi dei medici di base, ma ci trattano come tappabuchi. Questa è la protesta che abbiamo visto lanciata in prima pagina. Arriviamo a un passo dal cielo, selfie e tour nella fiction, la sosta al lago ora si paga. È logico, è giusto che sia così, insomma, piuttosto che avere confusione eccetera. Il pagamento di un parcheggio non è un dramma, valorizza anche i siti turistici. Lo abbiamo visto varie volte in provincia di Belluno. Cito una sola scelta, quella di mettere a pagamento i serrai prima che vai a distruggersi tutto, che ha premiato, insomma, lo sforzo, insomma, per rendere a pagamento quel sito turistico di rilevanza importante. Assalto alle ambientazioni della serie, il comune ha deciso di regolamentare il parcheggio a Mosigo e intanto si pensa ad una cartellonistica ad hoc per percorrere i posti da sogno visti in televisione. Allora vi leggo solo i lanci di questa
di questa pagina. Trevisan del Consorzio Dolomiti Cadore su Google, San Vito ha avuto un incremento di visualizzazioni dopo l'avvio della serie, e Roberta Alverà degli albergatori di Cortina: anche noi attendiamo un'ondata lunga, promozione migliore di altre iniziative. È logico. Sapete perché dico che è logico? Perché basterebbe imparare da cosa fanno gli altoatesini, che hanno girato lì le prime serie, le prime 5 serie di Un passo dal cielo, ma anche pagano una fiction in Germania famosissima che parla dell'Alto Adige. Poi ci stupiamo se hanno gente perché fanno investimenti giusti con tanti soldi a disposizione, senza sprecare neanche un'occasione. Il successo, dice pagina 29, e sapete, quasi quasi dopo quasi mezz'ora di rassegna stampa ci fermiamo con questo articoletto che vi leggo adesso. L'Auditel, quella che misura il numero delle persone che seguono i programmi televisivi, dice che è stato battuto Braies. In Cadore lo share sale alle stelle. Allora, il lago di Braies è un luogo bellissimo, nulla da dire, sta appena dietro la nostra Croda del Becco, la parete di fondo del lago di Braies, che viene sempre inquadrata, la gente non lo sa, ma è la parete della punta più a nord di Cortina. Ecco, però i nostri paesaggi non hanno nulla di meno. La sigla del programma TV, con Croda da Lago, gli spuntoni di Croda da Lago, le pareti dritte verticali della Stone di Formin, e ancora non si è visto niente, perché sono state tutto sommato poche le inquadrature delle tofane, zero civetta, zero marmolada, ce n'è da mostrare ancora finché si vuole, insomma. Ecco, però per dire, il nostro ambiente è bellissimo, e l'Auditel dice che è stato battuto Braies, in Cadore share alle stelle, fin dal debutto ad inizio aprile Un passo dal cielo 6, I Guardiani ha fatto il pieno di ascolti, la fiction con Daniele Liotti e Giusy Buscemi che abbiamo intervistato anche noi. Se cercate sui nostri social, è stata gentilissima, veramente, una persona proprio carina, disponibile, gentile. Se cercate sui nostri social l'amico del popolo Giusy Buscemi, vi viene fuori l'intervista che le ho fatto io. Impreziosita da splendidi paesaggi montani, ha raccolto nel suo esordio 5.154.000 spettatori, pari al 22,5% dello share, cioè 22,5% delle persone che erano davanti alla TV. Molto meglio della stagione 5 girata al lago di Braies in Trentino, che partì con 4 milioni e 300, invece la prima 5 milioni e 100. Insomma, il trasloco in Cadore ha portato bene alla già fortunatissima serie di Rai 1 per tutte le serate in cui è andata in onda, ha battuto competitor come l'Isola dei Famosi, reality su Canale 5, e perfino il calcio, anche l'ultima è stata una puntata col pieno di ascolti. Giovedì 6 maggio la fiction di Rai 1 ha vinto con 4.860.000 telespettatori, vuol dire 4.800.000 persone che vedono i luoghi bellissimi della provincia di Belluno. Ci siamo detti tutto. Il 21,8% di share, ottenendo più del doppio dei telespettatori di Felicissima Serata su Canale 5, che ha avuto 2 milioni di spettatori. Il grande successo si vede anche dai commenti sui social. Un passo dal cielo è uno dei primi trend topic su Twitter nelle serie in cui va nelle sere, scusate, in cui va in onda. Allora, vi ho detto che questa sarebbe stata l'ultima cosa che vi leggevo dai giornali nostri locali. L'invito è sempre il solito: comprateli. Comprate il Gazzettino, comprate il Corriere delle Alpi, comprate l'Amico del Popolo, che vi arriva nelle case oggi se siete abbonati. Ieri l'avete già letto in versione digitale. Solo acquistando i giornali ci aiutate a continuare a fare il nostro lavoro, a svolgere il nostro servizio, a proporvi anche programmi come questo. Gazzettino, il Corriere e Amico del Popolo. Passate in edicola, comprateci. Ciao, buona giornata a tutti.